Diminuiscono le domande di pensione, quelle di vecchiaia sono in calo del 25% e quelle di anzianità del 44%. Sono i primi effetti della legge Fornero, ricorda il direttore regionale Antonio Pone nella relazione sulle attività produttive dell'INPS in Veneto nel corso del 2013. I dati più importanti che possiamo dare sono sostanzialmente i primi effetti della riforma Fornero sulle pensioni, con una riduzione del pervenuto di domande di vecchiaia di circa il 25%, del 45% per quanto riguarda le domande di anzianità, quindi da questo punto di vista iniziano a vedersi gli effetti degli slittamenti previsti dalla riforma. Complessivamente le domande di pensione pervenute e liquidate segnano un meno 17,49% nel 2013. Anche la tendenza alla crescita delle misure a sostegno del reddito rallenta, forse un primo segnale di ripresa. Un pervenuto sostanzialmente costante per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito, quindi la vecchia disoccupazione ordinaria, oggi ASPI, e anche le nuove mini ASPI previste dalla normativa legata alla riforma Fornero, quindi andamento ancora sostenuto della crisi congiunturale. Significativo infine il miglioramento dei tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche. Oltre il 95% delle domande di pensione si liquida entro 30 giorni, quindi praticamente la stragrande maggioranza dei casi in cui si va oltre i 30 giorni sono legati a particolarità della specifica domanda. A fronte di un calo degli ispettori diminuisce l'attività di vigilanza che segna un meno 7,8% delle ispezioni, ma aumenta comunque il numero dei lavoratori sconosciuti scoperti di quasi il 27%.